subito con l'informazione di Antenna 3. Buongiorno e ben ritrovati, buon venerdì a tutti. In primo piano quest'oggi l'ondata di maltempo che ha colpito il Veneto ma anche il Friuli Venezia Giulia. Prima però una notizia di cronaca giunta poco fa in redazione, arriva da Portoviro in provincia di Rovigo, dove all'alba di oggi in strada è stato trovato il corpo senza vita di un pensionato, Bruno 7. L'uomo viveva con 3 figli. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause della morte senza escludere l'ipotesi di omicidio. Una prima ricostruzione ancora tutta da verificare è che l'uomo potrebbe essere stato ucciso con più colpi di un oggetto contundente che poi sia stato gettato in mezzo alla strada per simulare un investimento. Le indagini si stanno concentrando tra le conoscenze della vittima. Vi daremo ulteriori aggiornamenti, ma subito, come detto, il maltempo in primo piano. E allora andiamo ad Onigo di Pederobba. Vi abbiamo raccontato ieri sera nei nostri telegiornali della tromba d'aria che ha colpito la frazione causando diversi danni, e oggi è proprio il momento della conta dei danni. Lì per noi ci sono Simone Merlo con Edi Caliman. Buongiorno Edi. Francesca, buongiorno a te e ai telespettatori. Mezzogiorno in punto e lo scandisce la campana. Siamo proprio sotto la chiesa di Onigo, nella frazione di Onigo a Pederobba. Dietro di me Simone Merlo sta inquadrando i lavori che si stanno svolgendo dalle prime ore della mattinata per cercare di mettere in sicurezza quanto più possibile l'area. Come avevamo raccontato ieri sera al telegiornale, c'è stata una violentissima tromba d'aria che ha colpito soprattutto questa frazione. Vediamo cosa è successo nel servizio e poi torniamo in diretta per raccontare gli aggiornamenti. Ha lasciato dietro a sé una scia di devastazione la tromba d'aria che si è abbattuta nel pomeriggio a Onigo di Pederobba, un vento fortissimo che, come vedete dalle immagini, ha letteralmente scoperchiato la casetta degli alpini. Non solo, la mappa dei danni è in continuo aggiornamento. Quello che è certo è che in pochi secondi il paesaggio è cambiato radicalmente. Verso le 16:30, nel giro di qualche secondo, come fosse scoppiata una bomba in un determinato luogo della frazione di Onigo, scoperchiando abitazioni, distruggendo alberi, radendo al suolo anche quasi il cimitero. Sono dei danni strutturali sia alle tombe di famiglia che anche nei loculi, dove purtroppo le coperture sono volate via. Via Papa Luciani ancora l'area davanti alle scuole, mobilitato il paese intero accanto a pompieri e volontari di protezione civile. Adesso noi abbiamo coinvolto la protezione civile, abbiamo in loco i vigili del fuoco che stanno intervenendo e numerosissimi cittadini che stanno cercando di pulire strade, piazze, vie e quant'altro. Per il momento non piove, però noi non siamo stati colpiti dalla pioggia ma bensì dall'aria, che ha fatto numerosi danni alle cose, per fortuna, e non alle persone. Ancora presto per fare una conta dei danni, con un'allerta gialla che resta in vigore anche nelle prossime ore e che riguarda la stessa fascia pedemontana. Tornati in diretta, siamo sempre qui a Onigo. Questa la situazione che si è verificata ieri nel tardo pomeriggio. Ci ha raggiunto proprio qui Fabio Maggio perché state monitorando ovviamente da quando si è scatenata questa tromba d'aria la situazione. Noi intanto ci apprestiamo a raggiungere, siamo proprio davanti al cimitero perché anche moltissime lapidi sono state danneggiate. Beh sì, questa è una delle zone più colpite dall'evento estremo di ieri, che è intervenuto nel tardo pomeriggio e ha colpito una zona specifica della frazione di Onigo, in particolare la zona dei campi sportivi, con lo scoperchiamento della sede degli alpini, danni ingentissimi al campo sportivo e anche a diverse abitazioni della zona. Stiamo quantificando oggi i danni. Ieri, grazie all'ausilio dei pompieri, dei volontari della protezione civile e di tanti cittadini che si sono subito messi a disposizione, il grosso del piantume, delle piante che sono
state divelte, è stato messo in sicurezza e rimosso, e quindi una viabilità ordinaria è stata subito recuperata. Oggi le squadre comunali, le squadre di volontari sono ancora all'opera proprio per ripristinare una situazione di normalità che crediamo possa intervenire già nella giornata di domani. Abbiamo visto questa mattina, fin dalle prime luci dell'alba, insomma, un via vai di persone che venivano a controllare se effettivamente le lapidi dei loro cari erano tutte a posto. Ci sono state delle lapidi anche veramente divelte. Si può già fare una conta dei danni, un quantitativo? Una conta dei danni oggi è prematura, stiamo lavorando assiduamente proprio per cercare di calcolare nella maniera più precisa possibile e comunicare alla Regione un conto dei danni che poi ci possa consentire di avere un quadro della situazione molto chiaro. Sicuramente il cimitero è stato danneggiato in maniera importante, le guaine appunto delle parti pubbliche sono state completamente divelte e danni ingentissimi si sono verificati anche a diverse lapidi. Noi, Francesca, se non hai domande ti lasciamo con le immagini di Simone Merlo che prova ad entrare al cimitero per farti vedere un po' la situazione con i nastri rossi e bianchi per delimitare un po' la zona. Come vedi, il cimitero è molto affollato e tantissime persone questa mattina ci hanno detto che non sapevano che appunto alcune delle lapidi erano state distrutte. Siamo venuti qua, abbiamo pensato che fosse addirittura il 1° novembre e non il 23 maggio proprio per l'alto afflusso di persone che si sono presentate. Con queste immagini, Francesca, ti restituiamo la linea. Maggio, e grazie anche a Simone Merlo per queste immagini significative, perché insomma, come diceva la collega, sono tante le persone che sin da questa mattina, quando il cimitero ha aperto, si sono precipitate per mettere a posto le lapidi che sono state letteralmente spazzate via dal forte vento di ieri. Insomma, descritto, sono stati tanti i danni. E vento, ma anche tanta pioggia che ha provocato diversi allagamenti a Ponte di Piave e San Biagio di Callalta. Vediamo la cronaca di ieri. L'acqua non scorre, vuol dire che le pompe a monte non stanno asportando l'acqua perché è talmente tanta che loro non ce la fanno. Adesso, finché quest'acqua non defluisce, noi siamo praticamente in un catino d'acqua. Non è la prima volta che via Alcide De Gasperi finisce sott'acqua, ma stavolta è andata peggio del solito, con diversi garage e scantinati allagati. Tante le istantanee dell'emergenza che arrivano da Ponte di Piave nel quadrante che va dalla piazza del municipio al sottopasso di Viale Europa. Recentemente sì, ma si serviva a salvare un po' i garage, poca acqua, ma oggi è il disastro. È già un paio d'ore che i vigili sono qua, che stanno tirando fuori l'acqua e l'acqua è ancora assestata dentro, non si riesce a sbloccarla, insomma, perciò cosa vuole? Questa è. Bisognerebbe chiedere in comune come mai. Il cortile di questo condominio è di fatto una piscina. La conta dei danni è rimandata a quando sarà possibile aprire i garage. Io ho congelatori, adesso sicuramente altre persone hanno lavatrici e altri elettrodomestici. Quindi sicuramente il danno c'è. Decine di interventi dei vigili del fuoco e dei volontari di protezione civile, in sopralluogo il sindaco Paola Roma. Una delle criticità maggiori in municipio, a ridosso del sottopasso ferroviario, spostata parte degli archivi, l'acqua si è insinuata anche in comune. Questa mattina ci siamo trovati con una situazione pazzesca, diciamo, nell'entrata. Possiamo andare a vedere anche dalle auto dove normalmente parcheggiamo e ci siamo trovati con la preoccupazione dei bambini che arrivavano sostanzialmente per andare a scuola e siamo riusciti a fermarli prima, a bloccare il sottopasso con la polizia locale. Una bomba d'acqua, quindi, un evento straordinario, di certo localizzato, lo definisce la prima cittadina, che avrebbe mandato parte del sistema in tilt a Ponte di Piave, così come a Salgareda e San Biagio di Callalta. Per i pompieri un lavoro incessante. Le chiamate ovviamente nei primi minuti, quelli che sono i più concitati, sono moltissime, poi pian piano col defluire della pioggia, cioè col diminuire delle piogge, rimangono i prosciugamenti. Fortunatamente interventi di soccorso urgente a persone non ce ne sono stati, abbiamo tanti prosciugamenti in atto. Spostandosi a San Biagio, allagato il sottopasso per Fagarè, con l'acqua che scorre attraverso i muri. Critica la situazione in via Calvi. Abbiamo il collettore centrale davanti ai nostri portoni della garage che arrivano le acque piovane di 5 case, di 5 bifamiliari. Però
non vorrei che fosse anche tutto il discorso della tanta acqua, come si dice, tutto su una volta. Qua sono 25 garage, tutti sotto, 20 cm di acqua, e chi aveva roba dentro è da buttare, e speriamo meno possibile, insomma. Adesso si vedrà chi pagherà, ma come al solito nessuno. E in serata a Ponte di Piave il sottopasso di Viale Europa lungo la provinciale 34 era stato riaperto e è arrivata una comunicazione del sindaco Paola Roma che ha comunicato la conclusione della fase di emergenza e la chiusura del COC che era stato aperto ieri mattina proprio per monitorare la situazione. Fortunatamente rientrata nella Marca anche Salgareda è stata ieri duramente colpita, ma vi mostreremo le immagini tra pochissimo perché ci chiede la linea il nostro Mirko Cavallini insieme ad Alessandro Costacurta da Conco. Anche qui il maltempo ha colpito duramente, soprattutto con tanta pioggia, e ora i cittadini sono al lavoro per togliere dalle strade il fango. Buongiorno Mirko. Buongiorno Francesca, bentrovati dalla contrada Gomarolo, comune di Lusiana Conco, sull'altopiano di Asiago. A vederla adesso sembra non sia successo nulla, ma perché l'operosità dei residenti, circa 100 persone in questa contrada, è stata davvero efficientissima insieme ai tecnici della provincia. Qualche segno ancora rimane, noi stamattina abbiamo fatto già un giro in altre contrade qui vicino, siamo proprio in una conca, davanti a me c'è l'abitato di Conco, più in quota. Qui arrivavano fiumi di acqua proprio dalle valli laterali, ed è stato anche in questo caso, come avete raccontato dal Trevigiano, una bomba d'acqua con case allagate anche dall'interno delle finestre. Vi porto con Alessandro Costacurta a vedere quello che adesso è un letto completamente asciutto, ma ieri ci assicurano i residenti era davvero un fiume in piena. È uno dei canali appunto che raccoglie le acque della valle e poi le porta più giù. Sono visibili ancora in altre zone dei detriti dei rami, e di boschi andremo a parlare. Adesso vado proprio a bussare alla porta del signor Antonio a cui avevo chiesto disponibilità. Eccolo qui, grazie signor Antonio Cogo, che abita in questa contrada da 20 anni. Allora ripartiamo da ieri, ore 16 circa, cosa è successo? Niente, una bomba d'acqua veniva giù qua dalle valli qua, tutte, praticamente a un certo punto è arrivata qua dentro l'acqua, sassi, legna e casini, hanno tappato tutti i scarichi. E l'acqua mi veniva in casa. Ecco, e forse si intravede che il livello appunto dell'ingresso dell'abitazione, della strada e quello dei tombini sono diversi. L'acqua però era talmente tanta che 5 centimetri, 6, siamo più bassi. Qua è praticamente l'acqua dalla strada, e qua siamo bassi 5 centimetri, è quello che basta con la soglia. Questa è la soglia, e poi a qualcuno è entrata anche dalla finestra sul retro. Anche dietro, perché veniva giù proprio là dalla valle, ma proprio una bomba d'acqua. Velocissimo ci ha raccontato, no? In pochi minuti. In 5-6 minuti qua era tutto pieno d'acqua. Mai visto una cosa così. È la terza volta che succede comunque. Non così, ma era già successo. Sì, una volta ancora peggio, perché non ero neanche a casa, ho trovato l'acqua in casa. Purtroppo abbiamo dovuto spostare tutto. Questa volta per fortuna ero qua, è andato dentro nell'altra abitazione di là, però è una casa disabitata, diciamo, e io ho pulito io, ho fatto tutto io. Esatto, poi con l'aiuto dei tecnici della provincia e protezione civile che sono arrivati. Bisogna ringraziare la provincia, che hanno pulito anche qua il cortile, tutto, e hanno portato via il materiale, e bisogna ringraziarli. Dicevo prima, Francesca, abbiamo fatto un giro in contrade qui vicine. Qui ovviamente siamo in altopiano, zona piena di boschi. Qui adesso la temperatura è di 14 gradi, tanto per darvi un'idea, circa 5 di differenza rispetto alla pianura. I boschi però come stanno? Abbiamo i boschi che arrivano dietro le case, un macello, abbandonati, sporchi, e le valli tutte sporche da pulire. D'altra parte siamo anche poca gente. Una volta la gente faceva un pezzo di terra, lavorava e tutto, adesso la gente non fa più niente. Facciamo fatica anche a tagliare l'erba, perché non c'è nessuno che lo fa.
E questo poi causa, quando arrivano le piogge, con i rami che bloccano tutto il... Logico, perché è venuto giù legna, di tutto. Per il momento dunque ripristinato, oggi deve intervenire ancora sui tombini o è a posto? Adesso è a posto perché ho cominciato ieri sera, ho finito adesso. Beh, allora la lasciamo al suo pranzo, grazie per la disponibilità. Continueremo, sentiremo anche il sindaco Antonella Corradin, che ieri aveva aperto il COC, ieri nel pomeriggio, per precauzione. Il COC è stato chiuso poi alle 8 con la cessazione dell'allerta regionale. Da Luciana Conco, località Gomarolo, con Alessandro Costacurta è tutto, a te la linea. Grazie davvero a Mirko Cavallin, grazie ad Alessandro Costacurta per le immagini, e torniamo nella Marca Trevigiana, dove ieri a Salgareda sono caduti 80 mm di pioggia in meno di un'ora, tra i condomini finiti sott'acqua, ma sono stati diversi i disagi nel comune trevigiano. Disastro proprio, peggio di così non so. Cantine tutte sott'acqua. Prima volta che succede. Prima volta. Ma che idea vi siete fatti? Come? Idea? Non so cosa dire. Siamo senza parole. Sono almeno 3 i condomini finiti sott'acqua a Salgareda, qui quello di Via della Repubblica vicino al centro, dove i pompieri hanno operato per quasi tutto il giorno e dove i residenti raccontano di una mattinata iniziata con una pioggia davvero record. Stamattina è successo che ha piovuto tanto e quella è la famosa bomba d'acqua. C'è stata una bomba d'acqua, si è allagata mezza piazza. Qui è risaputo che quando piove un po' di più si allaga, perché ci sono problemi purtroppo di scarichi in questo condominio. È stato l'evento eccezionale soprattutto della pioggia e gli scarichi che non funzionano. Scarichi che non funzionano? Sì, perché l'acqua non si può praticamente entrare dal campo così come sta entrando in questo momento. La pioggia, ritornata a cadere nel pomeriggio, non ha aiutato in Via della Repubblica, così come nel vicino parco pubblico e nell'area a ridosso della chiesa. Mai vista su un'ora tanta acqua così da quando abito qua. Lei ha un pluviometro a casa? Sì, mi segnava 75 mm di pioggia. Poco meno di un'ora? Sì, più o meno su un'ora. Fortunatamente la protezione civile ci ha portato una pompa elettrica, ci ha aiutato almeno a tamponare l'entrata dell'acqua. Siamo riusciti a tamponare la situazione, poteva andare ben peggio. Bisogna cercare di pulire il più possibile gli scoli, ma quando arrivano questi eventi non è possibile fare tante altre cose e sistemare. Bisogna prendere l'occasione per pulirli. Chiusa al traffico via Castella tra Salgareda e Vigonovo, con i terreni gonfi d'acqua e la strada allagata, con i volontari anche il sindaco Andrea Favaretto. Ringrazio la protezione civile comunale che li ho interpellati, si sono dati tutti da fare. Fatalità non è che abbiamo anche un corpo vigili così importante, abbiamo soltanto 2, però questa mattina fatalità erano alla questura di Treviso per il Giro d'Italia, quindi mi sono dovuto anche sostituire parzialmente, chiudendo le strade fisicamente. Anche gli operai mi hanno dato una grossa mano. Il problema è proprio il flusso, è venuta talmente tanta che ha riempito i fossi di scarico delle acque piovane. Resta l'allerta gialla e sul suo significato interviene l'assessore regionale Giampaolo Botaccin. E sottolineo che il giallo non vuol dire che accadono eventi poco gravi. Possono accadere eventi anche rilevanti, però localizzati, come è stato appunto il caso di questa mattina. Anche per le prossime ore continueranno a esserci delle precipitazioni che potranno essere molto intense, anche se in ambiti ristretti. Torneremo più tardi a parlare di maltempo andando in Friuli Venezia Giulia, ma adesso andiamo a Venezia dal nostro Filippo Fois, perché è una giornata nera sul fronte treni a causa dello sciopero, con molti disagi in Veneto, cancellazioni soprattutto dei convogli per i pendolari e diversi ritardi. Alla stazione Santa Lucia, dove si trova Filippo, la quasi totalità dei treni regionali risulta cancellata o non partita. Buongiorno Filippo, insieme a Sandro Ponchio, buongiorno al tuo ospite.
Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Vi presento subito il mio ospite, che è Danilo Scattolin, rappresentante legale di SGB Veneto, una delle due sigle assieme a OSB che hanno indetto questo sciopero. La prima cosa che voglio dirvi, forse voi vedete, anzi lo vedete sicuramente, del movimento alle mie spalle, ma non vi deve trarre in inganno. Tra poco vi daremo i numeri di uno sciopero che è estremamente partecipato, anche per quello che riguarda la nostra regione. Scattolin, innanzitutto le chiedo proprio uno sguardo di massima sull'adesione di queste ore. L'adesione e le notizie che ho io, ma anche qua a Venezia si vede è oltre il 70%. Queste sono le notizie che ci giungono da diverse città italiane. Ecco, poco fa noi siamo entrati in stazione, abbiamo dato un'occhiata al tabellone degli arrivi e posso dirvi che per quello che riguarda la prossima ora sono stati cancellati i treni che arrivavano da Trieste Centrale, Bassano del Grappa, Rovigo, Milano Centrale, Belluno, Bologna Centrale, Vicenza, Salerno, Verona Portanuova e Portogruaro. Un altro treno in arrivo da Milano è segnato con 30 minuti di ritardo. Perché questo sciopero? Lo sciopero è anche contro il rinnovo del contratto nazionale, che non è riuscito a dare risposte in alcun modo, soprattutto nella parte economica e per quanto riguarda neanche nell'organizzazione del lavoro, che in alcuni casi è peggiorata, e poi sulla sicurezza, sulle morti sul lavoro. Non riesce a dare risposte concrete su queste questioni qua, che sono di vitale importanza, non solo per i lavoratori ma anche per i cittadini. Tra l'altro, riguardo alla sicurezza, ultimamente ci sono state anche diverse aggressioni a bordo dei treni. È questo sul quale noi volevamo puntare, che bisogna assolutamente migliorare le condizioni per i cittadini, ma per i lavoratori non è possibile che un lavoratore va in servizio e rischia di essere aggredito, se non malmenato, e in alcuni casi anche con gravi lesioni. Questo non è accettabile. Se ne sono dette tante da questo punto di vista. Si era anche detto che i militari, per esempio, che fanno pendolalismo possono viaggiare gratis se indossano la divisa. Insomma, è cambiato qualcosa in questi mesi? No, non credo, che non è cambiato assolutamente niente. Allora ci vorrebbe una presenza continua delle forze dell'ordine sui treni, in qualche modo, per tutelare i lavoratori da un lato e i cittadini. Non è possibile andare avanti in questo modo qui. Certo, quindi pesantezza dei turni di lavoro, abbiamo detto, riscontro economico che è insoddisfacente e addirittura poi il rischio di venire aggrediti sul posto di lavoro. Direi che per ora da Venezia è tutto. Francesca, io ti restituirei la linea. Grazie a Filippo Fois, grazie anche a Sandro Ponchio, il vostro ospite. Noi continuiamo con la cronaca, con un incidente accaduto questa mattina a Cavaso del Tomba, in provincia di Treviso, dove c'è stato uno scontro tra un furgone e una moto in via Strade Nuove intorno alle 7. Ad avere la peggio il Centauro, un 37enne di Marostica che ha riportato diverse ferite. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine, soccorso dai sanitari di Pedemontana Emergenza. L'uomo è stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale Cafoncello di Treviso. Il malore mortale sul tetto a Gazzo, siamo dunque in provincia di Padova. Dopo l'infortunio costato la vita a un 52enne, continuano le indagini di Carabinieri e Spisal. È stato trasferito all'ospedale di Cittadella il corpo di Marco Ceccarello, il 52enne residente a Curtarolo, colpito da un malore risultato fatale mentre stava lavorando sul tetto di un'abitazione a Gazzo mercoledì scorso. Continuano in queste ore anche le indagini condotte dai carabinieri di Cittadella e dai tecnici dello Spisal per capire se l'uomo, salito sulla copertura per un sopralluogo a una canna fumaria, stesse utilizzando nel modo corretto tutti i dispositivi di sicurezza o se ci sia stata qualche negligenza. Resta aperta l'ipotesi che purtroppo si sia trattato di un malore fatale che lo ha colto all'improvviso e contro il quale i soccorsi immediati non hanno potuto fare nulla. Controlli della polizia a Padova contro lo spaccio di stupefacenti. Nelle ultime ore sono stati compiuti 3 arresti e una denuncia. 2 arresti sono stati fatti in zona rossa.
È l'area tra il centro commerciale San Carlo e la piazza omonima nella nuova zona rossa, quella in cui la polizia di Padova ha arrestato 2 giovani spacciatori tunisini. Il primo, 19 anni, già denunciato quando era minorenne e poi lo scorso febbraio, è stato trovato in possesso di 3 dosi di cocaina, un panetto di hashish e 700 euro in contanti. Processato per direttissima, il giovane è stato condannato e rimesso in libertà, ma il questore nei suoi confronti ha disposto un divieto di accesso alle aree urbane nella zona di piazza San Carlo per 3 anni. Il secondo arrestato è un tunisino di 22 anni che girava in bici proponendo droga ai ragazzi. Bloccato dopo una breve fuga, la sua posizione al vaglio dell'ufficio immigrazione per l'espulsione. Il terzo arresto riguarda una 47enne rintracciata dalla squadra mobile che deve scontare 3 anni di reclusione, denunciato grazie alle segnalazioni di cittadini un terzo tunisino che vendeva droga in piazza Mazzini. Anche la sua posizione è al vaglio dell'ufficio immigrazione per la procedura di espulsione. Motivi di pubblica sicurezza e violazione di prescrizioni da parte dell'ULSS. Il questore ha sospeso per 45 giorni la licenza di un locale in via Annibale da Bassano. Siamo sempre a Padova, è una zona in piena zona rossa. Continue chiamate dei residenti al 113, presenza all'interno del locale di persone con precedenti penali. Dopo una prima sospensione di 30 giorni ad aprile, nuovo provvedimento per un locale di via Annibale da Bassano che dovrà tenere le serrande abbassate per 45 giorni sulla base della sospensione della licenza firmata dal questore di Padova Marco Odorisio. Nel pubblico esercizio, durante il controllo di qualche giorno fa, 7 dei 12 avventori presenti avevano precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti. La polizia ha anche denunciato i titolari del locale che non avevano rispettato il divieto disposto dai tecnici dell'ULSS di somministrare alimenti e bevande ai clienti. Restiamo a Padova, ma lasciamo la cronaca dopo la sentenza della consulta che ha riconosciuto come genitore le madri intenzionali. Festa delle famiglie arcobaleno questa sera davanti a Palazzo Moroni a Padova. In collegamento per noi Chiara Gaiani con Cristian Roccaiende. Buongiorno Chiara. Francesca, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Ci troviamo proprio davanti alla sede del Comune di Padova, Palazzo Moroni, dove, come ricordavi tu, questa sera ci sarà la festa delle famiglie arcobaleno, famiglie che hanno voluto ringraziare, che vogliono ringraziare l'amministrazione di Padova, il sindaco Sergio Giordani, l'assessora Francesca Benciolini, che già dal 2017 si sono posti questo problema e hanno iniziato ad iscrivere all'anagrafe i figli di una mamma biologica e di una mamma intenzionale. Ieri il riconoscimento della consulta ha posto fine ad un lungo iter anche proprio legale, processuale. Ricordiamo che 33 atti nel 2023 sono stati impugnati dalla Procura della Repubblica, atti che adesso diventeranno effettivi, diventeranno a tutti gli effetti atti di nascita iscritti all'anagrafe. Nel frattempo il sindaco di Padova aveva comunque continuato a registrare atti, sono arrivati a 53 in totale qui a Padova, ma allora direi che possiamo partire dal primo servizio in cui ascoltiamo una di queste mamme, la portavoce dell'Associazione Famiglie Arcobaleno del Veneto. Una sentenza storica che rende giustizia alle nostre bambine e ai nostri bambini, ma soprattutto che rende giustizia alle bambine e ai bambini che nasceranno. Perché da oggi di fatto in Italia i bambini e le bambine che nasceranno da coppie di 2 mamme potranno essere registrati alla nascita con entrambi i loro genitori e quindi potranno avere piene tutele e pieni diritti. La gioia delle famiglie arcobaleno dopo la sentenza della consulta che definisce incostituzionale il divieto per la madre intenzionale di riconoscere come proprio il figlio nato in Italia da procreazione medicalmente assistita legittimamente praticata all'estero. Valentina Bagnara, portavoce delle famiglie arcobaleno del Veneto, insieme alla moglie Daniela, è stata al centro di questa vicenda. La loro figlia di appena 3 anni è una di quelle bambine registrate all'anagrafe di Padova dal sindaco Sergio Giordani. Al di là delle poche sindache e i pochi sindaci come quello di Padova, Giordani, che ringraziamo infinitamente, hanno fatto finora, tutte le sindache e tutti i sindaci d'Italia potranno fare questo atto di giustizia e di realtà
perché di fatto riconoscere i bambini e le bambine con entrambe le loro madri non fa altro che riconoscere da parte della legge quella che è la realtà della loro vita e delle loro famiglie. Secondo la consulta, il mancato riconoscimento fin dalla nascita dello stato di figlio di entrambi i genitori lede il diritto all'identità personale del minore e pregiudica l'effettività del suo diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori e il diritto di mantenere con loro un rapporto equilibrato e continuativo. La genitorialità è un progetto che si costruisce nel tempo e che investe tutte le nostre vite, e da questo punto di vista non riconoscere una delle due persone che ha dato luogo a quel progetto, che ha costruito quel progetto, lede enormemente la vita e l'identità dei bambini e delle bambine che da quel progetto nascono. Da 2 anni a questa parte tante altre coppie di mamme come Valentina e Daniele hanno vissuto la paura e la preoccupazione di veder cancellato il cognome della mamma intenzionale dal certificato di nascita dei figli e le figlie nate attraverso un percorso di procreazione medicalmente assistita, un percorso affrontato, come ricorda Valentina, da entrambe le mamme, biologica e intenzionale. Avrà anche 2 mamme risolute e molto decise nel continuare la lotta di tutte le altre famiglie arcobaleno d'Italia. La sentenza della consulta si è pronunciata su 5 casi arrivati dalla città di Lucca per quanto riguarda i 33 casi che dalla procura sono passati in corte d'appello a Venezia. Parliamo ovviamente dei certificati registrati a Padova. La corte d'appello si dovrebbe pronunciare lunedì prossimo, ma non dovrebbero esserci sorprese perché la consulta ovviamente si è pronunciata in modo definitivo su questo. La festa questa sera, ma ci sono anche delle reazioni di segno opposto all'interno del mondo della politica, comprese quelle della Lega, con il sottosegretario alla giustizia Ostellari che dice la consulta si è pronunciata ma il tema va approfondito, mettendo da parte ideologia e retorica, ne va del futuro della comunità umana, o quella del sindaco sempre della Lega di Noventa Padovana Marcello Bano, che parla per quanto riguarda gli atti registrati dal sindaco Giordani di una campagna ideologica che lo lascia sbalordito. Ve li faremo sentire tra l'altro nei TG di questa sera. Allora io vi lascio alle dichiarazioni che abbiamo raccolto del sindaco Sergio Giordani e dell'assessora Francesca Benciolini. Ringrazio per la collaborazione tecnica il collega Cristian Roque Allende da Padova, poi la linea può tornare allo studio. Siamo felici. Molto felici. Siamo molto proprio felici. L'ultima l'ho fatta 10 giorni fa. 10 giorni fa. Noi abbiamo sempre continuato, indipendentemente da ogni richiesta, siamo sempre andati all'ufficio anagrafe a firmare. E questa è una gioia, devo dire, gioia, veramente gioia. È una cosa bella questa, è una cosa bella. Sono contentissimo. Una vittoria della città, una vittoria dell'amore. È emozionato e sorridente il sindaco Sergio Giordani, con a fianco l'assessore ai servizi demografici Francesca Benciolini. Nonostante l'impugnazione della procura di 33 atti, le registrazioni dei figli di 2 mamme non si sono mai fermate nel comune di Padova e con l'ultima, una bambina, una decina di giorni fa, il numero è salito a 53. Da quando in qua l'amore è proibito, quando qua le cose positive vanno già a guai, guerre, ma cose disastrose, ognuno che fa violenza, basta. Questo qui è amore, è la cosa bella, amore, bambini accuditi con amore, questo è la cosa importante. Mai fuori dalla legge. È una precisazione puntuale quella del sindaco Giordani, che le registrazioni le ha sempre firmate, sostenuto dal parere dell'ufficio legale. Non siamo mai usciti dalla legge, c'era questa possibilità, noi l'abbiamo adottata e fatta assieme, c'è poi responsabilità con i funzionari, con gli avvocati nostri, era possibile farlo e non si può vietare l'amore. La sentenza numero 68 della Corte Costituzionale parte dai 5 casi di Lucca, spiega l'assessora Francesca Benciolini. A Padova i 33 casi che erano in attesa di appello erano stati, la Corte d'Appello di Venezia aveva sospeso l'iter in attesa che la Corte Costituzionale si esprimesse, perché chiaramente sapendo che si doveva esprimere hanno detto è inutile ci esprimiamo per poi trovarci magari una sentenza
contrari alla nostra espressione, e quindi adesso chiaramente ci sono tutti i livelli burocratici e amministrativi che a catena daranno questo come orizzonte a tutte le prossime sentenze o cancelleranno la necessità di ricorrere ai tribunali. Adesso si attende una legge, ma l'orientamento pare ormai chiaro e per questo dalle famiglie arcobaleno in continuo contatto con l'amministrazione comunale arriva la richiesta di fare una festa a Palazzo Moroni, teatro di tante manifestazioni e sit-in. Grazie a Chiara Gaiani e adesso torniamo a parlare di maltempo. Ve lo avevo annunciato perché non è stato colpito duramente solo il Veneto ma anche il Friuli Venezia Giulia. Andiamo a Dignano con Alessandro Surza e Giancarlo Celant che ci raccontano quanto accaduto a Dignano ma anche a Buia. Buongiorno Alessandro. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri amici che ci stanno seguendo, i telespettatori che seguono quello che è, come raccontavi tu, quelli che sono stati i danni del maltempo non solo in Veneto ma anche qui in Friuli Venezia Giulia con Giancarlo Celant. Le immagini vi giungono da Dignano dove alle mie spalle c'è la scuola primaria Jacopo Pirona che è stata la scuola danneggiata dal maltempo di ieri, con tanto di comunicato ufficiale da parte del sindaco che ne ordinava la chiusura e quindi di fatto la sospensione delle attività perché appunto il tetto è stato danneggiato e parzialmente scoperchiato, quindi ovviamente si erano create situazioni di potenziale pericolo se l'edificio, questo che vedete che è ovviamente recintato dal classico nastro bianco e rosso, fosse stato utilizzato e di fatto per ragioni di sicurezza è stata dichiarata l'inagibilità e l'edificio della scuola stessa e così fino a quando non sarà sistemato e non sarà messo in sicurezza. Ovviamente da dove siamo noi, ma non possiamo accedere a metri più avanti, si può vedere soltanto, si può intuire la parte sulla sinistra dell'edificio che è stato scoperchiato, ma anche guardando banalmente quello che vi sta facendo vedere il nostro Giancarlo, tronchi, alberi, cespugli caduti e si sono ovviamente riversati sulla strada, una strada che è stata ripulita, quindi il traffico scorre adesso regolarmente, ma ieri ci sono stati attimi di paura. Ovviamente è una situazione che va monitorata, poche centinaia di metri più in là c'è anche lo spazio dei festeggiamenti con un capannone che si è completamente distrutto, quindi ci sono ingenti ovviamente danni, poi ovviamente chiederemo tutto quello che è necessario, però di fatto i danni sono stati principalmente ovviamente come importanza dell'evento hanno riguardato la scuola primaria Jacopo Pirona. Anche a Buia come raccontavamo ci sono stati dei danni perché c'è stata un tornado, una tromba d'aria che ha colpito in particolare un punto preciso, ovvero un'azienda agricola di famiglia con la famiglia appunto che ha avuto subito la vicinanza da parte del comune. Anche in quel caso per fortuna nessun ferito, solo alberi caduti, solo tra virgolette tegole che si sono staccate dal tetto e hanno colpito i pannelli solari e noi siamo stati proprio a Buia prima di arrivare qui a Dignano, abbiamo fatto un'intervista con la sindaca Pezzetta e con Cristian Calligaro, il titolare dell'azienda agricola che ha subito questi danni. Quindi io ti lancerei le interviste che abbiamo confezionato e poi Lina che può tornare a te. Che evento è stato per Buia? Allora, innanzitutto è un evento inusuale, no? Capita credo raramente, comunque anche in altre zone, ma per la prima volta a Buia e questo ci ha un po' sorpreso perché non siamo abituati appunto no, a queste calamità. Certamente ha fatto dei danni notevoli in una zona fortunatamente limitata, ma ha causato molto spavento. Siamo qua per portare anche solidarietà come amministrazione comunale all'azienda agricola e naturalmente ai proprietari Cristian Calligaro e i suoi familiari. C'è stata molta paura per Cristian e appunto i genitori in quanto erano qua in loco. Questo portone che vedete alle mie spalle è stato divelto completamente, successivamente è stato ripristinato da parte appunto dei proprietari perché c'era necessità di mettere in sicurezza anche gli animali che ivi sono diciamo ospitati. C'è stato un danno importante per quanto riguarda la copertura anche dell'abitazione
abitazione dei signori, dei danni anche ai pannelli solari e sono stati divelti diversi alberi, questo per dimostrare anche la potenza di questo fenomeno appunto che si è verificato in questa zona. Esprimiamo insomma solidarietà e adesso ci attiveremo, vediamo se è possibile fare altro, magari anche in concerto con i colleghi sindaci che sono stati colpiti nei paesi colpiti in queste zone limitrofe. Certo, assolutamente. Tra l'altro vediamo che le prime macchine agricole stanno iniziando a rimuovere i detriti, i tronchi, gli alberi che sono caduti. Cristian, a te chiedo di fatto i principali danni che avete avuto, ma soprattutto di raccontarci che cosa hai vissuto ieri, dove eri quando stava accadendo tutto questo. Ok, allora i principali danni sono la copertura della casa, che tutta la falda verso nord è stata interessata dalla tromba d'aria, purtroppo le tegole sono partite e con l'aria sono andate a cadere sull'impianto fotovoltaico che abbiamo sul lato sud, rovinando diversi pannelli fotovoltaici. L'evento, eravamo io e mia madre in stalla, stavamo terminando il lavoro in stalla, a un certo punto abbiamo sentito iniziare a tirare aria. Io mi sono girato e ho visto il portone della stalla che era partito, era in mezzo al cortile, è andato a finire e le cose più particolari che sono successe subito dopo essere partito il portone, ho sentito come una mitragliata e tutte le finestre della stalla si sono chiuse e il colore che era dentro, la luce che c'era dentro nella stalla naturale era un verde grigio che io in 35 anni non l'ho mai visto. Purtroppo è successo questo fatto, io ringrazio i vigili del fuoco che ieri sera sono intervenuti immediatamente sotto la pioggia per mettere in sicurezza il tetto perché noi non potevamo salire. Gli amici che tuttora tra colleghi e agricoltori c'è la consuetudine di darsi una mano, che stiamo rimettendo a posto le piante, pulendo ciò che si riesce e si recupera il più possibile del materiale. Danni ancora non quantificabili? Assolutamente no, perché stiamo aspettando i tecnici per vedere quanti pannelli fotovoltaici sono stati danneggiati, i muratori per vedere di rifare il tetto e vediamo, tempo al tempo purtroppo. Per il resto tanta forza d'animo. Comunque mi sembra di capire che la tromba d'aria è proprio passata di qua, di fatto, proprio qua, ma quantomeno nessun ferito. No, nessun ferito per fortuna, solo tanta paura e basta, quella è stata la cosa principale. Va bene, Cristian, grazie. Sindaca, come ho detto anche a Cristian, per fortuna nessun ferito, almeno questo, diciamo così. Allora questo ci solleva naturalmente perché l'importante innanzitutto appunto è che non ci siano stati feriti, perché purtroppo questi fenomeni possono causare anche delle problematiche che vanno oltre i danni appunto anche alle abitazioni e alle cose. Adesso noi sono qua con Bruno Caligaro dell'ufficio tecnico per valutare e vedere appunto il da farsi e come possiamo essere d'aiuto per sostenere questa famiglia che è stata appunto duramente colpita dalla tromba d'aria. E questa è dunque la situazione maltempo, ma vediamo qual è invece la situazione meteo a Vicenza, pronta ad accogliere il Giro d'Italia, la tappa dei Berici con partenza alle 12:55, quindi tra pochissimo da Rovigo e arrivo verso le 17 al traguardo fissato a Monteberico, un percorso che attraverserà proprio il Vicentino e nel capoluogo berico è stato allestito il villaggio di tappa dove si trovano per noi Daniele Garbina e Simone Squarcina. Buongiorno Daniele. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori, confermo, siamo proprio al villaggio di Tappa, lo vedete alle nostre stalle, si sta via via riempiendo, insomma passano i minuti, Vicenza dopo 10 anni ritorna e accoglie il Giro d'Italia, era una grande festa proprio della città che non vedeva l'ora, perché comunque in questo punto al momento questo villaggio che ricordiamo è proprio esteso, proprio il centro anche della festa, ci sono tutta una serie di iniziative, ci sono gadget, specialità,
associazioni sportive che si stanno insomma pubblicizzando, ma insomma intorno al ciclismo si sono uniti perché i ricordi dei campioni, e infatti tra le persone che si stanno popolando arrivano anche frotte di ciclisti. Abbiamo anche trovato un appassionato, il signor Nadir di Tiene, che si è equipaggiato, lo vediamo, a tutte le maglie, vero, anche delle altre. Tour de France l'anno scorso sul Borbotto, la maglia dell'Ozzale di noi cicloamatori, una gara massacrante di 240 km. Qui abbiamo trovato neve, pioggia e vento, robe da pazzi. Ecco, è importante essere qui oggi, vediamo che anche uno zaino, cosa c'è là dentro? C'è il minimo indispensabile, qualche panino, 2 litri d'acqua, tanta gioia di vivere, tanto entusiasmo, perché oggi faremo impazzire tutta Vicenza. Vicenza deve guardare il Giro d'Italia, voglio milioni di spettatori, bisogna aumentare gli audience. In questo noi ci proviamo. È uno sport fantastico, che entusiasma, che dà gioia, serenità e salute soprattutto. Ecco, come ricordavi, adesso c'è la variabile del tempo, infatti siamo sempre con l'ASL in su, sappiamo poi che a breve c'è la partenza, alle 5 l'arrivo a Monteberico, ricordiamo saranno 2 passaggi prima dell'arrivo di tappa, è una tappa che insomma 180 km, 50 km sono poi di salita, ecco, per il resto è pianeggiante. Abbiamo qualche pronostico? Lei ha in mente qualcuno dei campioni, come sta andando? I vicentini ci sono in 5, ma sarà una tappa durissima, perché purtroppo in questi giorni abbiamo visto dei ritmi esasperanti, ritmi che è difficile tenere a questi livelli. Comunque spero sia una danza italiana, non solita danza straniera di tutti i giorni, perché veramente il motivo è semplice, ragazzi, bisogna fare più ciclismo, investire più nei giovani, perché all'estero, Danimarca, Norvegia, Svezia, i paesi del nord ormai sono ricchi di ciclisti, perché hanno una capacità di sofferenza straordinaria, capacità inventiva, ma soprattutto un carattere d'acciaio. Intanto la ringraziamo, le auguriamo il suo buon giro, anche noi seguiremo tutto il giorno, poi man mano che si avvicineranno, ecco, la grande carovana, ricordiamo che poi c'è l'appuntamento, come dicevi, verso le 17 a Monteberico. Per il momento noi abbiamo sentito anche il sindaco Giacomo Possamai, che a nome dei vicentini insomma, porta il suo benvenuto al Giro d'Italia che torna. Ecco, con questa intervista del sindaco per il momento da Campomarzo, Vicenza, dal villaggio di tappa del Giro d'Italia è tutto, a voi la linea. Grazie. Oggi arriva il Giro d'Italia, lo aspettavamo ormai da tanto tempo, la città si è vestita di rosa, le vetrine dei negozi lungo le strade, è una grande occasione per la città perché stanno arrivando tantissime persone per assistere all'arrivo ma anche allo svolgimento della tappa. È una tappa non soltanto della città ma della provincia di Vicenza, perché appunto si chiama Tappa dei Berici, i corridori, i ciclisti attraverseranno molti comuni della provincia prima di arrivare a Vicenza ed è uno di quegli eventi che veramente rendono grande e anche orgogliosa la città. Io mi fermo qui, ma la nostra prima edizione va avanti. Ora lascio il posto al nostro vice direttore Ferdinando Avarino, insieme a lui il professor Luca Antonini, vicepresidente della Corte Costituzionale, che presenterà il libro scritto insieme a Stefano Zamagni, Pensare la sanità, un viaggio nella storia della nostra sanità dal passato ai giorni nostri. Pubblicità e poi spazio al vice direttore Ferdinando Avarino. Grazie, a dopo. Allora, ben ritrovati in diretta, come anticipato anche da Francesca pochi minuti fa, sono onorato e contento di avere il professor Luca Antonini, buongiorno, grazie per essere con noi. È un onore mio. Vicepresidente della Corte Costituzionale che ci aiuterà ad affrontare, perché lo ha fatto in questo volume, e ora vi spiegherò tutto l'emergenza del nostro Paese, che come diciamo da anni, sempre in diretta in tutte le trasmissioni, per noi è la sanità. Sono contento che lei abbia scritto insieme a Stefano Zamagni Pensare la sanità, terapie per la sanità malata, di Luca Antonini e Stefano Zamagni, edizioni Studium 2025, lo presenterà credo tra pochi giorni, no? Sì. Anche al Parlamento davanti al Presidente della Camera, il Veneto Lorenzo Fontana, davanti al Ministro della Sanità Schillaci. Senta professore, tutto avremmo pensato, ma mai che lei scrivesse un libro che parla di sanità, come mai? Non l'avrei neanche pensato io, se non ci fosse
questa situazione molto grave della sanità, cioè né io né a maggior ragione Zamagni, che anche ha 20 anni più di me, avremmo pensato di scrivere l'ulteriore libro, no? Poi appunto, sono molto impegnato dal punto di vista del lavoro anche della Corte, però l'abbiamo sentita un po' come una chiamata, come un'assunzione di responsabilità di fronte a un mondo che sta scomparendo, che è il mondo della sanità italiana, che la sanità italiana fino al 2009 era la seconda al mondo per qualità e la 10ª per spesa, quindi vuol dire una sanità di assoluta qualità e di assoluta eccellenza, quindi costava relativamente poco, la sanità italiana costa il 50% in meno di quella degli Stati Uniti, che pure non cura tutti, la sanità italiana cura tutti, e era al secondo posto per qualità, al primo c'era la Francia. Oggi però, per una serie di circostanze che noi descriviamo nel libro, stiamo perdendo questo primato. Infatti la copertina è un quadro di Munch. Che ha una storia, no? Sì, ha una storia perché è un quadro di Munch. Munch è l'autore noto simbolista dell'urlo di Munch, no? Per dire, bravo. Ci vorrebbe anche quella con un pezzettino. Infatti, questa è raccogliere l'urlo della sanità italiana, e la copertina, quella è il quadro La bambina malata, che lui scrive e che è anche autobiografico, perché raffigura, lui ha avuto la sorella morta a 17 anni per tubercolosi, quindi c'è dentro tutto il dramma che lui ha subito. E poi se vedete però il centro geometrico dell'immagine sono queste due mani che quasi non si vedono ma si stanno stringendo, no? E allora è un po' il simbolo di un'alleanza, cioè è un po' il simbolo di quello che vorremmo dire. Oggi occorre un'alleanza di tutti, soprattutto delle forze politiche, che si mettano d'accordo per cercare di evitare questa pericolosissima deriva che rischia la sanità italiana. Ecco, posso riepilogare male, ma per cercare di far comprendere a casa e in modo che lei possa spiegare. Oggi noi abbiamo il famoso rischio deriva americanizzazione, cioè ce la paghiamo, sanità, quindi molto privato, assicurazioni. Mi sembra di capire che addirittura stiamo disattendendo l'articolo 32 della Costituzione o rischiando di farlo sempre più giorno dopo giorno. Qui, se noi chiediamo a chi ci segue da casa, il problema è la lista d'attesa, no? La cura, il non sentirsi atomizzato da solo, cioè l'individuo che poi non sa come orientarsi nel momento in cui diventa paziente. Sono tutte cose che lei affronta, lo fa anche da un punto di vista etico, oltre che giuridico, possiamo definire, no? Sì, no. E il tema nazionale o regionale, sono tutte cose, cioè di chi si occupa della sanità o chi lo deve fare. Cominciamo per gradi. È vero o no? Rischiamo di non applicare l'articolo 32 da cui parte la sanità? Nel libro si dice il rischio è di una americanizzazione del sistema italiano. Il sistema americano è quello per cui se tu non hai soldi e non hai assicurazione non chiamano l'ambulanza, cioè l'ambulanza non viene a prendere. Questa è una roba folle. No? Però è così, lì è basato su questo principio assolutamente liberale, per cui se hai soldi sei curato, se non hai soldi non sei curato. No? Questo è totalmente contrario allo spirito della nostra Costituzione, che dice che nell'articolo 32 che la tutela della salute è un diritto fondamentale. È l'unico diritto che viene espressamente qualificato come fondamentale in tutta la Costituzione. Nel libro ricostruisco il dibattito in Assemblea Costituente, che è un dibattito straordinario, e su questo vorrei spenderci una parola, perché chi avrà modo poi di leggere il libro, vengono utilizzate parole che sembrano di altri tempi, ma di uno spessore, di un'intensità tale che commuove veramente. Era arrivato dal progetto della Commissione 75, cioè quelli che avevano redatto il primo testo di Costituzione, una formulazione molto blanda sulla sanità, no? Tant'è che quando arriva in Assemblea Costituente addirittura interviene uno della Democrazia Cristiana che dice: ma no, guarda, è meglio neanche che non mettiamo neanche la sanità, tanto in Italia la sanità è sempre stata tutelata e poi comunque dipende dai soldi. Meno male che l'hanno fatto, no? No, allora a quel punto intervengono tre medici, tre grandissimi medici che erano in Assemblea Costituente: Caronia della DC, che era amico di Sturzo personale, poi c'era Cavallotti,
del PC comunista, anche lui medico scienziato, e Merisi del Partito Socialista. Fanno 3 interventi da pelle d'oca, riportiamo delle parole di un livello, dico, assolutamente di una profondità che oggi non si sente più nella politica, e convincono, cioè usano parole a cui gli orecchi dei costituenti non potevano rimanere insensibili, e viene formulato nasce allora lì la formulazione attuale dell'articolo 32. La Repubblica tutela la sanità come diritto fondamentale dei cittadini, no? Diritto fondamentale. Poi dopo abbiamo avuto una storia straordinaria, perché poi abbiamo avuto Tina Anselmi, no? La nostra ministra, la prima donna ministro veneta, che è lei all'origine del sistema universalistico, perché prima c'erano le mutue, che erano diventate inique, perché a seconda del lavoro che avevi una certa copertura più o meno intensa. E lei nel periodo che era anni dell'attentato Moro, gli anni di piombo, pochi mesi prima era stato ucciso Aldo Moro, era il periodo della crisi energetica, il periodo dell'austerity, era il 4º governo Andreotti, sostenuto con l'appoggio esterno del PC, quindi politicamente fragilissimo, riesce a far cambiare il sistema col sistema universalistico, cioè la sanità deve essere garantita a tutti. È stato un risultato straordinario, da quello è sempre stato il vanto del nostro sistema di welfare. Sulla sanità c'è la pelle degli italiani, no, questa è la cosa buona, cioè la sanità nessuno, come diceva lei all'inizio, lo senti perché interessa la pelle che hai tu, non c'è dubbio. Quindi è il diritto fondamentale. Però è molto complesso parlarne. È complesso parlarne per tanti motivi. Dica anche che per il cittadino è difficile orientarsi, non solo quando è paziente, ma anche nel capire di chi è la colpa. No? Se qualcosa è qualcosa che non funziona. Posso tornare però a quello che lei ha detto? Ha parlato di tagli di svariati miliardi. Non voglio tirarla sulla politica, ovviamente sulle polemiche, quindi nel famoso deficit PIL, diciamo, in base al PIL o in base alla spesa assoluta, la spesa che noi dobbiamo metterci? Forse lei mi dirà, non importa, l'essenziale è aumentarla, però credo di aver capito così. Basta quello? Cioè più soldi nella sanità? Allora, i tagli, io penso che la sanità italiana sia ammalata nel periodo che va dal 2012 al 2019, quando lì ci sono stati fatti 40 miliardi di tagli, perché oggi il dibattito sulla sanità è estremamente banale, o c'è la strumentalizzazione politica del disagio degli italiani, oppure c'è una riflessione che è disarmante, tanto è superficiale e banale. L'analisi che io faccio, ma anche Zamagni come economista, ma io come anche persona che prima di diventare giudice della Corte Costituzionale ha seguito tutta l'evoluzione del federalismo fiscale e quindi anche della sanità, posso dire con certezza che il periodo in cui è stata più colpita la sanità italiana non è oggi, cioè i mali della sanità italiana non sono figli dell'oggi, ma sono figli di ieri, periodo dal 2012 al 2019, 40 miliardi di tagli su una spesa che era intorno ai 100 miliardi, quindi sono stati pesantissimi quei tagli. Il taglio alla sanità ha una caratteristica, cioè è silenzioso quando lo fai. Se ti tagliano le pensioni, il giorno dopo tu vai in piazza, in busta, meno soldi, perché vedi in busta paga. I tagli sulla sanità li vedi dopo 10 anni, l'effetto lo vedi dopo 10 anni, quando devi cambiare la macchina della TAC, quando c'è il medico che va in pensione devi sostituirlo, ma ti accorgi che non ci sono le risorse per sostituirlo. E oggi uno dei problemi è la mancanza dei medici in Italia. Quindi il taglio fa rumore dopo 10 anni. Noi stiamo sentendo oggi il rumore dei tagli fatti 10-15 anni fa. E poi dopo lì, e poi l'altra questione è che il taglio sulla sanità, il cittadino vede che la sanità va male. A chi deve andare a bussare? A quale porta? La porta della regione o la porta dello Stato? No? Quello che dicevi prima. Questo è il problema, perché anche il sistema dissocia le responsabilità. La sanità è finanziata dallo Stato, ma poi è erogata dalle regioni. Quindi c'è questo meccanismo di dissociazione, per cui la sanità è qualcosa di estremamente fragile, no? Estremamente fragile. Però lei è un sostenitore della regionalizzazione, ho capito. Di la regionalizzazione, quando nel 2009 noi eravamo alla seconda sanità per qualità al mondo, era grazie alle prestazioni eccezionali di 4 regioni. Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana, trasversali, no? 2 di destra e 2 di sinistra, ma quelle regioni vanno in nessun
parte al mondo c'era una sanità come quella garantita da quelle regioni e i modelli erano diversissimi, perché il modello dell'Emilia Romagna era l'opposto di quello della Lombardia. Perfetto, e anche là dove interviene lo Stato c'è un commissariamento, non si migliora. No, appunto, il problema poi, l'emblema che citiamo nel libro è il commissariamento della Calabria. Esattamente. Che cioè, si cita... Il problema è come lo Stato interviene, no? Quindi non basta dire bisogna ricentralizzare. Secondo me questa è veramente superficiale, questa ipotesi di soluzione, perché l'istruzione, ad esempio, è centralizzata, ma noi siamo al 30° posto nelle classifiche OCSE. Mai l'Italia ha raggiunto il 2° posto in una classifica OCSE per la sua pubblica amministrazione, solo sulla sanità l'ha raggiunto nel 2009. Quindi merito delle siamo riusciti a colpire proprio il problema qual è oggi? Oggi sicuramente, cioè dietro il dire bisogna ricentralizzare, l'unico aspetto reale, secondo me significativo, vero, che va preso in considerazione è ci vorrebbe un maggiore coordinamento statale. E i commissariamenti non dovrebbero essere fatti come quello che abbiamo dichiarato incostituzionale, una sentenza che ho redatto io della Calabria. La Calabria era 11 anni che era commissariata, perché era una situazione che era andata fuori controllo. Conti, no? Dopo 11 anni di commissariamento stava peggio di prima. Questa è questa è la cosa allucinante. E noi abbiamo dichiarato incostituzionale questo. Io vi ricordo che era successo poi l'emblema, anche può essere ricordato in termini proprio raffigurativi. E viene periodo della pandemia, chiamano il commissario della sanità della Calabria, commissario statale, che era un ex generale dei Carabinieri, gli dicono ma lei ha presentato il piano Covid? Lui risponde ma che dovevo presentarlo io? Quella è stata la situazione, cioè lui non controllava, non toccava palla in una sanità dove c'erano infiltrazioni mafiose. Sì, è incredibile. La sanità, il buco di bilancio negli 11 anni era aumentato, i cittadini calabresi pagavano le imposte regionali più alte d'Italia e se stavano male dovevano venire in Veneto e Lombardia. Questo non è commissariamento. Lei ha il merito, insieme al professor Zamagni, come ha detto, di affrontare questi temi qua e di darci uno schiaffo e darlo, spero anche io, a chi deve decidere. Se le decisioni le prendono oggi, e dopo arriveremo a quali decisioni lei propone, voi proponete, le vedremo tra 10 anni. Compresa la famosa scelta, e voi mi sembra li mettiate al centro come ruolo anche di libertà professionale, i medici. Cioè più medici che ancora ci mancano, medici che se ne vanno all'estero, medici che non partecipano alle possibilità, non è più appetibile il ruolo del medico di medicina generale. Poi mi piacerebbe capire anche se lei immagina quel ruolo sotto il sistema sanitario nazionale o ancora libero, diciamo indipendente, no? Cioè il medico di base, ci arriviamo dopo. Il medico, che ruolo ha? Guardi, io quando facevo medicina, ormai, quando iniziavo l'università, ormai 40 anni fa quasi, i miei amici che andavano a medicina avevano la prospettiva che uscivano e avrebbero guadagnato il famoso 1 milione di lire al mese, no? E 1 milione di lire al mese quando gli stipendi medi erano 400-500 mila lire al mese. Quindi chi andava a fare medicina sapeva che era a posto, no? E infatti c'erano tanti medici. Oggi è radicalmente cambiata la situazione. Primo perché è stato introdotto un numero chiuso a medicina che a fronte dei pensionamenti che sono stati non garantisce più il ricambio. Certo. Bene ha fatto il governo attuale a togliere il numero chiuso a medicina. Come dice lei però il risultato lo vediamo fra 10 anni, l'ha tolta adesso e il risultato ci sarà quando si iscrivono, avremo più medici fra 10 anni. Però ha fatto bene, una delle cose che chiedevamo nel libro è togliere questo assurdo numero chiuso a medicina nel momento in cui c'è una gravissima carenza di medici. L'altro problema è la riqualificazione del medico, no? Oggi un medico, appunto, ai miei tempi usciva e guadagnava 1 milione di euro, 1 milione di lire al mese. Oggi che fa il medico che esce? Allucinante, no? Turni. Oggi se vai nel pubblico, stress allucinanti, cioè veramente se devi fare un esempio, guardavo una trasmissione in televisione che faceva l'esempio del cervello sovraccarico e faceva l'esempio del medico che fa i turni, no, in eccesso perché... E poi non hai più quella retribuzione nel pubblico che era quella di un tempo, no?
Se sei in un pronto soccorso, poi ormai devi avere la polizia, necessariamente, perché oggi il medico diventa il parafulmine di tutto quello che non funziona nella sanità, ingiustamente diventa il parafulmine di tutto quello che non funziona nella sanità. E questo è un problema. Soprattutto la recente indagine che è uscita dal Censis dice che le famiglie italiane del ceto medio risparmiano per mandare i figli all'estero. I figli che più vanno all'estero sono quelli laureati in medicina, perché i nostri medici, pochissimi rimangono in Italia, no? Perché vanno in Belgio, vanno in Austria, vanno in Germania, vanno in Inghilterra, dove vengono pagati 3 o 4 volte quello che prenderebbero in Italia e hanno un sistema, una vita molto più tranquilla rispetto a quella drammatica che avrebbero stando in Italia. Che succede allora? Che l'Italia praticamente spende. L'istruzione di un medico costa intorno ai 100.000 euro dal sistema pubblico, no? Spendi per farlo lavorare in medicina, spendi altri 100.000 euro per farlo specializzare e poi chi gode di questa qualità del medico italiano? Un paese straniero. Questa è una follia, quindi bisogna riqualificare la funzione. I medici devono rimanere in Italia, cioè questo è il punto che va capito. Io, come detto, la reputiamo da sempre un'emergenza nazionale, lo è da anni, e quindi l'ascolterei e attenderei le spiegazioni per ore e ore. Abbiamo la pubblicità, poi voglio arrivare ad alcuni altri spunti, la cura e poi il passaggio Covid, che lei dice è uno spartiacque, cioè lì capiamo che il nostro sistema è sbagliato. Ci rivediamo tra pochi istanti con il professore Antonini, vicepresidente della Corte Costituzionale e autore di Pensare la sanità. A tra poco. Torniamo in diretta con il professor Luca Antonini, vicepresidente della Corte Costituzionale e attore insieme a Zamagni di Pensare alla sanità, terapie per la sanità malata. Il titolo, abbiamo spiegato tra l'altro la copertina, quindi quell'immagine, il pensare. Perché pensare? Perché ecco, l'originalità del libro è proprio questa, cioè la sanità bisogna che devono ritornare un pensiero, cioè devono tornare delle idee. Che manca? La sanità ha avuto, cioè dietro l'Assemblea Costituente, di cui erano i costituenti, dietro Tina Anselmi c'era un pensiero forte, no? C'era un pensiero forte. Secondo me negli ultimi 15 anni quello che è mancato alla sanità, oltre alle risorse, è il pensiero. Cioè bisogna pensare alla sanità, cioè vedere quali sono le situazioni e capire, approfondendolo, quali sono i problemi. Cioè la sanità funziona se c'è dietro un pensiero forte, bisogna sapere dove si vuole andare, no? Questo è il punto del pensare alla sanità. In questo pensiero non voglio dimenticare una cosa che ci eravamo detti poco fa, il medico di base, che non si trova, neanche quello si trova, ed è, definiamo un libero professionista rispetto a chi è dipendente, deve essere dipendente o continuare a essere fuori da questo sistema e farne parte in via incidentale, diciamo? Ma allora, i medici di base, lei, i medici di base abbiamo un problema gravissimo che è il pensionamento. Noi siamo in un picco di pensionamento dei medici di base e quindi si calcola, ma lo calcolano proprio l'agenzia, l'Agenas, si calcola che il turnover non è in grado di rimpiazzarli. In più, nelle regioni, quando vengono fatti i concorsi, spesso vanno deserti. Per esempio in Corte adesso ci siamo occupati di una questione della Regione Sardegna che dice io faccio i concorsi ma vanno deserti. No? E quindi, però se manca il medico di base, manca proprio la medicina territoriale, che è quella essenziale. Cioè è essenziale la medicina vicino casa, no? Quella è fondamentale di uno che ti visita, ti fa la prima analisi, ti prescrive, ti fa la ricetta. Ti conosce. Ti conosce. No, se manca quello, manca il tassello fondamentale del sistema sanitario. Allora però va riqualificato, perché i concorsi non possono andare deserti, no? E poi dopo bisogna che si aumenti anche il numero dei medici di base, cioè noi non possiamo rimanere con così pochi medici di base nel nostro sistema. Va rivisto probabilmente anche il sistema attuale. Il sistema attuale, cioè oggi si fa fatica per esempio a andare in certi posti, soprattutto in certe città, il medico di base non viene più a casa, la visita a domicilio non la fa. Magari tu ti interfacci e trovi la segreteria che risponde al telefono e rimani lì al telefono ore per poter parlare. Allora c'è qualcosa che va ripensato. A fronte di medici di base bravissimi ce n'hai altri in cui invece si fatica a creare questo rapporto diretto con il cittadino, che è proprio l'ABC, l'essenziale del diritto fondamentale. Non so se se sbaglio, c'entra qualcosa la privacy? Io sono uno di quelli che dice qua ormai sanno tutto, tutti sanno tutto, lo possono sapere, i dati si vendono, quindi nel mercato nero non so.
Io mi immagino una sanità legata all'intelligenza artificiale in cui mentre sono qua arrivano, entrano in 2, 3, dicono guardi Avarino, abbiamo visto da qui, no, c'è un report che lei a rischio infarto, c'ha un colorito, cioè un domani sarà così, nel senso saremo coccolati da uno standard tecnologico che in realtà rimette il paziente al centro, perché limitiamo un po' della nostra privacy, non so se ha capito la follia della mia immaginazione futura di cos'è la sanità. Oggi l'intelligenza artificiale viene utilizzata per le terapie, per le analisi, eccetera, ma perché l'intelligenza artificiale riesce in pochissimo tempo a analizzare una quantità di dati straordinaria, cioè riesce a attualizzare 1 miliardo di referti in mezz'ora. Un medico quanto ci metterebbe a analizzare 1 miliardo di referti e farsi un'idea di qual è la... Capite? Quindi il problema è che però deve rimanere la scienza e coscienza del medico, non fidarsi mai della macchina. Si parla della cosiddetta riserva di umanità, cioè deve sempre rimanere la riserva di umanità. E poi il problema più grosso è però, ma questa riserva di umanità, se il medico si discosta da quello che dice l'intelligenza artificiale, poi dopo risponde oppure rimane... questo è il problema, capite? Perché allora se diventa vincolante quello che dice l'intelligenza artificiale, noi abbiamo perso quella riserva di umanità che non va bene. Quindi è un equilibrio difficile anche rispetto ai dati, eccetera. I dati poi sono essenziali perché noi dobbiamo lavorare, stiamo lavorando per il PNRR agli ospedali di comunità, alle case di comunità, per dire là trovo sempre una luce accesa, dicono, no? Quindi se il mio medico di base non c'è per orari, per giorno, eccetera, vado lì e qualcuno c'è, che però deve sapere tutto di me. Certo. Ecco i dati e la condivisione ancora. Nel libro siamo molto critici sugli ospedali e le case di comunità perché è stato introdotto nel PNRR ancora al tempo del governo Draghi 16 miliardi di euro, però rischiano di diventare delle cattedrali, diciamo, nel deserto della sanità, perché mancano i medici. Cioè probabilmente mancheranno i medici. In tante città oggi c'hai la casa di comunità, c'hai l'ospedale di comunità, ma se vai dentro nessuno ti cura perché non ci stanno i medici. Il problema è risolvere a monte il problema dei medici. Lì c'erano delle risorse da impegnare in quel momento e sono state impegnate per fare la struttura, ma il problema è il personale. Noi rischiamo che siano vuote queste case di comunità e questo è un problema che è molto attenzionato in questo momento, cioè il problema è che non ci siano poi i medici che trovi dentro le case di comunità e dentro gli ospedali di comunità. E questo è importante. Abbiamo parlato forse poco del ruolo del privato allora, perché rischiamo non solo l'americanizzazione che lei dice in questo libro della nostra sanità, ma anche di andare sempre più verso il privato, o parliamo di privato accreditato? Cioè, è parte della soluzione o di questa terapia di una sanità malata? Cosa dice lei? Ma nel libro noi parliamo molto della necessità di valorizzare il privato non profit, per esempio, cioè privato che non ha fine di lucro, no? Perché questo è un fattore di moralizzazione anche del sistema sanitario. Il terzo settore, per esempio, l'errore che noi imputiamo alla prima sviluppo degli ospedali comunità e delle case di comunità è stato di non valorizzare il terzo settore, che sulla medicina territoriale invece è molto forte, cioè il privato che non fa speculazione sulla salute, no? Quindi che garantisce l'assenza di fine di lucro, che reinveste le risorse nell'attività, che si basa molto anche, in gran parte anche su volontari, eccetera, eccetera, no? Ecco, allora quello è il ruolo secondo noi del privato che va valorizzato e probabilmente va valorizzato anche nella programmazione della sanità, non solo nell'erogazione del servizio. Per cui se fai un ospedale di comunità, una casa di comunità, devi capire in quella realtà cittadina, per esempio, come può essere utilizzato questo non profit che esiste dentro e che è deputato proprio a svolgere funzioni pubbliche in base a quello che chiamiamo il principio di sussidiarietà. Ecco. Senta, se ho capito, nella sua idea che è il percorso verso la soluzione, resta un'indicazione essenziale, generale, centrale che arriva dallo Stato, esempio i LEA. Certo. E poi un sistema regionalizzato, cioè il paradosso è che le regioni dovrebbero avere forse più potere, più responsabilità nella sanità, quindi un percorso una domanda complessa. Forse inverso. Vorrei partire però un po' da lontano, no, un po' da lontano anche per arrivare ai LEA, eccetera. Partire da quello che è successo durante la pandemia, certo. Questa è la pandemia. La pandemia, allora, a un certo punto noi ci siamo resi conto che negli ospedali
le camere per le terapie intensive erano insufficienti. Esatto. No? E si è dovuto scegliere. Bravo. Incredibile. E cosa si sceglieva? Allora, se io devo scegliere fra l'anziano e il giovane, scelgo il giovane che ha una maggiore aspettativa di vita, no? Se poi ancora le terapie intensive non bastano, chi scelgo? Fra il giovane che sta bene e quello che magari ha qualche malattia, scelgo il giovane che sta bene, no? Allora, questo ragionamento, io dico, è la cosa più antitetica che esista al principio personalista scritto nella Costituzione italiana, che mette al centro la persona umana. No? Esattamente. Questa è veramente eugenetica, cioè una selezione drammatica, inconcepibile, che evoca scenari da Germania nazista, capite? Cioè, perché a questo punto scegli quello che può fare meglio il soldato, no? E gli altri li lasci morire. Ecco, questa è una cosa che purtroppo è successa in Italia in intensità bassa, in altri paesi con intensità forte, no? Però il problema è cos'è? Avevi 100 persone e 50 terapie intensive. Come si risolve il problema? Che fai allora? Sì, ti riempi la bocca del principio personalista, ma poi che fai nel concreto? Se hai 100 persone che devono entrare lì e hai solo 50 posti? Io dico la soluzione è un'altra, che le risorse per la sanità non devono mai mancare, ci devono essere sempre 100 terapie intensive. Cioè non parliamo di una gestione manageriale pura nei bilanci, giusto? Ho capito? Cioè non è che a fine mese deve essere in verde, deve essere sempre in rosso la sanità. Beh, questo... adesso, estremizzo, ma per capirci, però, per capire, no, le risorse non devono mai mancare, ma questo soprattutto a livello centrale, cioè la Corte Costituzionale, è una sentenza che ho redatto anche io, parla di spesa costituzionalmente necessaria, cioè dice che se lo Stato deve fare dei risparmi, deve tagliare altre spese ma non quelle costituzionalmente necessarie come la sanità. La sanità non va mai tagliata. Questa la Corte Costituzionale purtroppo è arrivata tardi, è arrivata dopo il periodo dei tagli, però adesso ha posto una pietra miliare su questo tema, cioè la spesa sanitaria è una spesa costituzionalmente necessaria, quindi deve essere garantita prima delle altre cose, taglia casomai i super bonus eccetera eccetera, ma la sanità non la puoi toccare e questo secondo me è il punto veramente importante. Da qui arrivo alla domanda sui LEA, giustissima, anche qui. E qui negli anni c'è stata una disattenzione, cioè noi nel 2000, adesso abbiamo da poco approvato i LEA del 2017, i LEA concepiti nel 2017. Oggi siamo nel 2025, siamo passati più di 14 anni, ma 14 anni è un'era geologica nella sanità. Ogni anno emergono per esempio nuovi nomenclatori che permettono di tracciare il tumore, no? Ma ogni anno se tu mi dici che lo Stato garantisce i LEA di 15 anni fa, vuol dire che anche dal punto di vista della prevenzione non siamo efficaci. Quindi da questo punto di vista occorre un governo centrale molto puntuale, cioè non si può, i LEA andrebbero approvati ogni 2 anni, non ogni 15 anni. Questo è gravissimo. Noi abbiamo avuto i primi LEA nel 2000, i secondi LEA nel 2017 e appena adesso abbiamo approvati appena adesso quelli del 2007 li abbiamo approvati oggi. Così non funziona. Cioè è chiaro che questo mette in crisi il sistema, no? E va in tutta Italia a presentarlo, vero? In tutte le regioni, no, questo, mi raccomando, tutti gli assessori. Dicevo, questo libro l'abbiamo scritto in spirito di servizio, cioè l'idea è cercare di gettare un sasso in questo stagno del pensiero sulla sanità, cioè perché quello che manca è il pensiero. Oggi le risorse ci sono, perché le risorse, contrariamente a quello che si dice, sono tornate a esserci nella sanità, sono state rimesse nel nuovo piano di governance economica, sono state rimesse le risorse, però occorre appunto il pensiero. Un altro punto che lanciamo nel libro, per esempio, è la responsabilità penale del medico. Questo è un punto gravissimo, cioè il medico risponde penalmente per colpa grave, no? Però cosa succede quindi? Che vengono inquisiti il medico, gli infermieri, il suo staff, mettiamo un chirurgo, no? Chi lavora in sala, tutti inquisiti, no? Tutto lo staff è inquisito. Processo, primo grado, secondo grado, arriva in Cassazione la percentuale di condanne è bassissima. Quindi noi abbiamo tenuto spesso delle persone sotto la spada di Damocle di un processo, che è una cosa veramente dal punto di vista economico pesantissima, dal punto di vista psicologico ancora più pesante, magari 8-10 anni perché poi un nulla di fatto in Cassazione, perché i dati della Cassazione dicono che su 100 ne condannano 5. Ha senso mantenere
Perché poi questa responsabilità penale, lasciamo la responsabilità civile, quella risarcitoria, eccetera, ma quella penale per colpa grave, a mio avviso, se rappresenta qualcosa che non ha tanto senso mantenerla, proprio per questo effetto, perché poi dopo genera la medicina difensiva, cioè i medici allora prescrivono tantissimo, anche quando non serve, no? Oppure non si prendono la responsabilità magari di fare un'operazione complessa, a rischio, che però, se andasse bene, salverebbe la vita di quella persona. Poi dopo, cosa succede? L'iperprescrizione tra l'altro è uno dei problemi delle liste d'attesa, sì, poi, certo, no? Perché certo, rientra tutto in quella partita di giro. Scusi professore, non volevo interrompere. No, dico, questo è un altro dei temi che noi affrontiamo. Senta, però lei stesso dice, adesso le risorse ci sono, questo ci rincuora, bisogna vedere se sappiamo come spenderle, è anche vero che ogni anno aumentano perché i medicinali costano di più e la popolazione invecchia di più, no? Abbiamo un'aspettativa di vita maggiore, quindi una cronicità, no, da affrontare. Questo è un tema che affronta soprattutto Zamagni nel libro, cioè noi abbiamo una popolazione che invecchia, ma noi non possiamo accontentarci di alzare l'età, diciamo l'aspettativa di vita, se poi questa aspettativa di vita non corrisponde a una qualità adeguata della vita, no? Questo è un tema, la qualità della vita è un tema fondamentale, per cui questo è un tema veramente importante. Quando abbiamo detto dei LEA, quindi livelli essenziali di assistenza da stabilire nell'architettura del nostro paese, e poi sono le regioni, diciamo, a declinarlo, noi dobbiamo tornare allora forse o incentivare una sorta di, mi passi il termine, concorrenza tra le sanità. Emilia Romagna, il Veneto, la Sicilia, cioè devono tutti tendere al meglio, e però non rischiamo di esasperare la mobilità poi tra le regioni. So che il ginocchio vado là, il cuore vado lì, no? Quindi mi sposto. Ho capito bene o è già così? Ma secondo me è già così, no? È già così. L'importante è che siano garantiti i LEA, no? Che siano garantiti i LEA. Oggi purtroppo i LEA non sono garantiti, in alcune regioni non sono garantiti, e quello occorrerebbe un intervento statale efficace, cioè in grado di, non con i commissariamenti stile quello della Calabria che abbiamo detto prima, Mandelì uno che non sta neanche, che deve fare il piano del Covid. Occorre in realtà la sentenza che abbiamo scritto come Corte Costituzionale dice: devi cambiare tutto lo staff, lì non basta che cambi la capoccia e lasci tutto il resto che magari ha delle contaminazioni anche mafiose, cioè devi cambiare tutto lo staff. Infatti dopo quella sentenza è stato mandato del personale dell'Agena, è stata mandata la Guardia di Finanza, eccetera. Il commissariamento della Calabria ha cambiato volto. Oggi la Calabria, il commissariamento che è gestito dal Presidente della Regione, ha cambiato volto e la sanità della Calabria sta riemergendo, no? Quindi occorre questa attenzione a governare il sistema. Come si abbattono le liste d'attesa? Liste d'attesa, adesso c'è un provvedimento del governo, e poi secondo me le liste d'attesa si abbattono appunto con questo insieme di perché le liste d'attesa è la punta dell'iceberg, esatto, è la punta dell'iceberg. Se mancano i medici, è certo che hai le liste d'attesa, no? Però il problema è noi non possiamo rischiare l'americanizzazione del nostro sistema, perché cura solo chi ha l'assicurazione, perché l'assicurazione ha i suoi costi. Oggi un insegnante come fa a permettersi l'assicurazione sanitaria, no? Che costa 300-400 euro al mese, se guadagna 1.300 euro al mese, come fa a prendere 400 euro al mese solo per l'assicurazione sanitaria? Con che vive poi? Con che si paga l'affitto, no? Me lo dice, ho 20 secondi, ma vede un'inversione di tendenza? Cioè abbiamo compreso che è meglio correre subito ai ripari, che vedremo tra poco, no? Tra qualche anno? Io secondo me qualche segnale c'è, però ritorna l'immagine del quadro, queste mani, questa alleanza della politica che faccia proprio un'alleanza per affrontare di petto questo problema grave. Ecco perché appunto pensare la sanità è uno spirito di servizio, come ha detto lei. Grazie davvero al professor Luca Antonini, vicepresidente della Corte Costituzionale. Ricordo Pensare la sanità, edizione Studium 2025. Grazie a voi per averci seguito, buona giornata in compagnia di Antena 3. Grazie.